sì, oh sì, yeah. È il sondazzo, amici miei, è il sondazzo, amiche mie, è il sondazzo G. Ah, me lo dico a me. D'accordo, ok, d'accordo, sì. Dunque, oggi mi piacerebbe fare Gioia alla Troia. Scusate se mi permetto, vero? Me lo fate fare? Oh sì, grazie. Allora, chi è Gioia la Troia? Diciamolo per quelli che non la conoscono, a volte no, può essere anche qualcuno. Ma sì, certo. Qualche nuovo ascoltatore. Gioia la Troia è una signorina che fa la Troia, ma insomma, fino a un certo punto, è una signorina che si diletta col telefono. Telefono sexy, già. Cioè, praticamente c'è da fare un abbonamento, uno paga un tot per un tot di telefonate e poi viene chiamato dalla Gioia. Ma spesso la Gioia trova le mogli o disdicevole tutto ciò che vengono a sapere brutalmente che il loro marito si diletta col telefono e con la mano. Ma è così assurda la situazione, cioè soprattutto la mia voce quando faccio la donna, che evidentemente insomma dovrebbero capire che adesso vediamo e se è il caso facciamo, se c'è lui e ci sta, facciamo come è successo varie volte anche la telefonata sexy, ci mancherebbe. Ecco, ho trovato un nome maschile perché mi serve un nome maschile. Sì, aspetta che devo entrare nella parte, no? Sto entrando. Cosa c'è? Sì, sono io, sono Gioia la Troia. Che bel nome che ha questo qui, che bel nome. Forse non c'è, ma aveva un nome, guarda, veramente bello. Si chiamava Cirillo. Peccato, mi sarebbe piaciuto fare con Cirillo che ce la fava fatta a spillo, no? È una vecchia cosa goliardica, no, per dire, no. E invece andiamo da un altro. Che vuoi? Cirillo non c'è, però Cirillo mi piaceva, un nome eccezionale, no? Sì, andiamo da un altro che ha un altro nome. Vabbè, d'accordo, sì, ognuno c'ha il suo, no? Sì, davvero, certo. Il suo nome e anche il suo Cirillino. Come sono pudica nel dire queste cose. Sono tanto Troia, non nel senso proprio, come dire, del mio lavoro, nel senso telefonico del termine. Ma qui proprio, niente. Allora si va da qualcun altro. Che bel nome ho trovato. No, per dire, è il nome di un altro mio personaggio, sì, certo, sì, proprio un personaggio molto affascinante, sì, che imbrocca spesso Amedeo. Beh, questo si chiama così, d'accordo, mi piace questo nome, mi arrapa. Si dice mi arrapa? A me mi arrapa, va bene. Pronto? Pronto, signora, buongiorno. C'è Amedeo? No, hai sbagliato numero. Oh signora, non mi dica che suo marito non si chiama Amedeo. No, io... Allora con chi ho trombato fino ad ora che mi ha detto di essere suo marito, signora? Non era Amedeo. Non era Amedeo. E allora bisogna andare da qualcun altro. Cerchiamo. Bisogna cercare. Sì, eccolo qui. Un nome classico, trovato molte volte e che devo dire molto comune, molto diffuso da noi. Ecco, da noi, forse anche altrove. Gino. È molto diffuso Gino, devo dire. No? Sì, Gino ginecologico. Sì, certo. Vediamo se questo corrisponde. Prima se risponde, poi se corrisponde. No, qui sono più quelli che mancano, sono mancati, poverini. Ho trovato un nome. No, questo non può essere. Non può esistere. Secondo me non esiste nemmeno il numero. Un nome, non esiste. Non esiste. No. Boh, sembra esistere il numero, però. Vediamo se esiste questo nome. Un nome molto arrapevole. No,
Ma qui si va proprio maluccio in quanto a presenze, devo dire, veramente. Ma la gente va fuori quando piove, non so mia, se piove state in casa, no? No, state a mangiare, state a fare che vi pare. No, vanno fuori, abbandonano l'abitazione, poi arrivano i ladri e si lamentano, per forza, non ci sei mai. Sì, io sono un ladro di voci, sì, anzi una ladra di sensazioni, ne ho trovato un altro, sai. Pronto? Sì, pronto, Nicola? No. C'è Nicola? No, è al lavoro. Ah, è al lavoro, chi sei, il figlio? Sì. Senti, io sono Gioia, volevo parlare con tuo padre, se possibile. Quando lo posso trovare? Più tardi. Senti, ti ha parlato di me? No. Ho capito. Io sono Gioia La Troia. Da tua mamma. Anche, ma questa è una cosa di famiglia, sì. Senti, volevo dire, sono nel telefono sexy. Tuo padre ha fatto un abbonamento? E io pensavo fosse in casa per fare questa telefonata sexy con lui. Ma vaffanculo. A volte sì, capita spesso, anzi. Sì. Ma che tante volte ci andava a fanculo. Ma a te piacciono le donne, tesoro? A me sì. Ecco, e allora perché non la fai tu con me, questa telefonata sexy? Lo sai che io sono bella, bionda e tutta distesa su un divano? Sono molto E sti cazzi? Come? E sti cazzi? Questi cazzi li prendo tutti quelli che hai. Ma anche negli orecchi? Anche nelle orecchie, io sono specializzata. Sono specializzata, guarda. Oh, porca, Sì, molto. Io te lo uso come un cotton fioc, guarda. Senti, sei arrapato? No. No, ma ti faccio arrapare io. Senti, siccome ho solo mutandine e reggiseno, cosa vuoi che mi tolga? I calzini. I calzini li ho già tolti da un tempo. Ecco, mangiateli. Immemorabile. No, guarda, i calzini non me li posso mangiare perché io uso le calze. Mangiati le calze, guarda. Con reggicalze. Come piace agli uomini. Se sei un uomo. Se sei un uomo a questo punto dovresti averlo già dritto. Se non lo sei ce l'hai. Ora ho la voce a imbecille c'è e non mi fa rizzare niente. Ma guarda, una voce molto sexy. I miei clienti, i miei amici sono tutti molto contenti, sai. Sono sempre molto arrapati. Cosa vorresti che io ti facessi? Pronto? Una bella pompa o il risucchio. Guarda, è la mia specialità. Non appena mi tolgo la dentiera, te la faccio volentieri. Aspetta. Sì, me la son tolta. Ora senti, sono pronta a fare tutto ciò che vuoi. Senza dentiera sono veramente in gamba, anzi in gengiva. Sono Gioia, vacca, zitti un attimo. Sì, no, dimmi tesoro, aspetta mi rimetto la dentiera, se no non parlo bene. Perché ha detto una frase per bene? Sì, pronto? Ho detto? Niente, lascia stare. Non ho detto una frase per bene? Sì, senza dentiera. Io sono una persona per bene, sai. No, ti hai detto hai parlato per bene senza dentiera. No, ho parlato per bene. Aspetta che me la ritolgo. Senti, come faccio a parlare per bene? Io parlo così, sai. Meraviglioso. Mi arriva anche l'odore. Aspetta che mi rimetto la dentiera. Anche l'odore, mangiavo l'aglio, non è puzza. Meravigliose anche le tue bestemmie, sono fantastiche, guarda. Come sai farle? Siamo via. Se tale padre, tale figlio, guarda, tuo padre è in gamba, ma tu devi essere su 3 gambe. E la terza è quella più dura, gamba di legno. Devo anche emettere il suono? No. Se non lo metto, non è male, questo piace molto agli uomini, sono molto lanosa, senti come sono lanosa. Aspetta, faccio una sigaretta. Ho molti clienti sardi, Oh, mi senti? Sì, dimmi tesoro. Aspetta, ritorno, c'è una sigaretta. Sì, accendi la sigaretta, sì, accenditi anche il sigarone, che sono pronta qui. Oh, sto ardendo una sega. Che gente c'è nel mondo. A questo continua la telefonata perché in fondo, chissà, Vacca. Pronto? Sei sempre lì? Sì, sono io. Bella vaccona mia. Sì, tesoro, dimmi tutto quello che ti senti di dirmi. Dimmi tutte le cose più Puttana! Ancora. Ma falda! Questo non me l'aveva detto nessuno. Dai, ancora. Crofona! Sì. Ronza! Quello che vuoi, guarda, ti faccio anche il rumore. Dimmi ancora. Scrofa!
l'hai già detto, dai, un po' più di fantasia che mi eccito pure io, dai. Fantasia? Sì, fantasia. Energia. Sesso. Sì, sesso duro come un sasso, dai, ancora. Dai, dimmi qualche parola che mi faccia arrapare. Per esempio, dimmi Epaminonda, dimmi Epaminonda. Come? Come hai detto? Sei diventato donna. Ah, che bello! Un rutto reale, dimmi Epaminonda, dimmi Epaminonda. No, sei proprio una stronza. Sì, In onda. Sì, in onda, bello, in onda, hai detto bene. Ah, sull'onda del mare, che viene, che va, che viene. Ma te non hai avuto un cocktail di sperma? Tante volte. Vieni mai te lo faccio io, guarda. Bello caldo. Quanto? Un cocktail fatto di che cosa? Sperma. E poi? Succo di mela. Se poi? Acqua del bidet o piedi appena lavati. Ah, bellissimo! È il mio favorito. E come si chiama questo cocktail? Guarda, lo chiama Gioia alla Troia. Sì, grazie, Chi è guarda. questo? Sono contenta, sono veramente soddisfatta, ho rimborsata. Senti, ascolta, dimmi, quanto ce l'hai? Ma come di che, di quella cosa? Il pisello? Bravo! Guarda, da qui a Roselle. Da qui a Dove Occidente sto? sono 6 chilometri. Anche di più, guarda. Ma io direi che anche a Stiacciole arrivo. Ah sì? Ma Sono dai. 12 chilometri. Ah, che bello, meraviglioso. Indovina quanto ce l'ho profonda io? Prova a dire. Guarda, dal nome... nome del traforo del Monte Bianco? Bravo! Era quello che volevo dire. Però aggiungici anche il San Gottardo. Che San Gottardo? San Gottardo, sì. Anche il Frejus. Pronto? Sto qui. Ah, lo so cosa stai facendo, sai. Maialone, tu stai toccandoti. No. No. C'ho la mano una cornetta e nella mano c'ho la sigaretta. Ecco. Anche la rimetta, hai visto? Aspetta, sei veramente una bella schifetta. Senti una cosa, io vorrei Oh, incontrarti. imbecille. Come ti permetti di dire questo? Dimmi maiala, troia, scrofa, ma imbecille non puoi dirmelo, capisci? Idiota. Io sono una donna molto Ma intelligente. che donna, che voce, meno vecchia. Sì, no, io sono giovanissima. Quanti anni c'hai? Io ho 21 anni. Ecco, altro che vecchia. Ti piacerebbe che fossi vecchia? Perché a te piacciono le vecchie? No. Ah, sì? A me Piacciono i piacciono le giovani? donne vissute. Ma tu, appunto. Hanno preso un culo, Senti una cosa. bello duro, come il palo. Ma tu ce l'hai una ragazza? No. Una moglie? Che moglie? C'ho 17 anni. Hai 17 anni? Ma- dalla voce, da come parli, mi sembreresti veramente un trentenne, un 35enne, guarda. Di porco. Allora non sei mai stato con una donna? Madonna? Con una donna? Ha voglia. Come hai detto? Ha voglia. Ah, ho voglia, sempre voglia. Sì, sempre. Sì, ha voglia. Ho sempre voglia! Ho detto sempre voglia! Oh, Pensavo la voce con me, piace molto la voce, capito? Oh. Oh, perché sennò sono donna, sai, mi prende 3 minuti di pazzia, Oh, e sei attento che se mi prendono mentre ti sto facendo quella cosa, magari con la dentiera, so cazzi tuoi, Allora, conoscenza, tesoro, conoscenza. Con. Rigatoni. Anche gli gnocchi. La gnocca vorrei dire, sì. La fucchiacca. Come la vuoi chiamare? Sì, come vuoi, come ti piace di più. Lo Per me- spicchio. Sì. Lupico. Bravo, tu sei del sud. Sì. Sei sudicio. Oh. Sudicio. Ti permetti? Sei sudicio. Ma c'è una scureggia per telefono di cane. Sei di qui, bravo, ma senti come parla bene questo ragazzo. Però sai una cosa, voi del sud avete fatto un gran favore a Bossi, sì, perché non siete andati a votare e lui diceva non andate a votare, bravi, siete della Lega, a chi se ne frega. E tirami una sega. Bravo, vedo che sei entrato proprio nel merito. Chi è questo? Sì. Mi spiega una cosa, da dove chiami? Sto facendolo alla cornetta, senti. Ragazzi della Madonna. Beh, cavoli tuoi, non possiamo fare di più per telefono, perché non ci incontriamo. Eh? Secondo me sei un ragazzo che ha molto da dare.
Ma che buon incontrare, ma dalle coglioni. È perché tu non hai mai avuto un rapporto sessuale, questo è il problema. È vero, ti sento un pochino in difficoltà. Capita? Capita, sì, certo. E allora perché non cominciare da me? Ti faccio la nave scuola. Nave scuola. Poi devo dire che hai dei momenti di voce che mi sembri un po' gay. Gay ci sarà la tua mamma, il tuo babbo e la stronza di sei. Certo, tutta la famiglia. Io Primo. sono under e under. Sì, di qua e di là. All'occorrenza, eh. No, dimmi chi sei, via. Sai, sono? Vuoi sapere chi sono io? Sì. Ah, te vuoi sapere proprio che sono io, allora? Ecco, io sono il fratello di Gioia. Va bene? Chiaro? No, cretino, dimmi. Allora, no, momento, sta attento. Stai attento. Hai capito a come parli con me? Con lei digli che ti pare perché lei fa la troia. Io invece fo il lottatore di lotta greco-romana, Sti cazzi. fenicia, etrusca Tutta? e anche la crusca, ogni cosa. Allora, ora io vengo lì Vieni. e parlo a 4 occhi con te. Se tu c'hai gli occhiali si parla a 6 occhi, va bene? T'aspetto. Ecco, aspettami a pie fermo, va bene? Perché a me non tu mi tratti così, e nemmeno alla mia sorella. Cretino. Ecco, senti come parlo come Cretino, tu l'altra mi volta. fai capire te. A me Cretino. e a mia sorella. Ha capito? Io vai, bravo. Te e la tua sorella maiala. Avanti, continua, inveisci, offendi. Vai. Ogni offesa poi sarà controbilanciata da un'azione, come dire, veramente massiccia. Allora, avanti, offendi, parla. Popolo. Vai. Allora, riscossa. Oh, come, tu sei dei nostri? No. Da che parte tu stai? La parte del rombo, mangio, bevo e trombo. Della pagnotta, mangio, bevo e trombo, la tua sorella mignotta. Te sei del partito dell'asta, mangio, bevo e basta. Tu sei come Battista. Da quando è nata non l'ha più vista. E poi tu sei del partito del mulo, che l'asta la piglia nel culo. L'altro ce la metto io nel culo a te. Madonna, ragazzi, ma che tu vuoi? Ti vuoi mettere con me? Ti vuoi mettere con me? Ora vengo lì, io ti sono il campanello, anzi, scendi fuori da casa tua e ci si trova lì davanti, tanto lo so dove tu stai, so chi tu sei, so che tu fai, io vengo così, e poi ci si parla fra me e te, voglio vedere che tu hai da dire tanto di fronte a me. Sono un colosso, io faccio i butta fuori, capito? Io faccio i butta fuori e con le donne i butto dentro. No, questa è la battuta mia, non me la fregare, capito? Non me la fregare, capito? Allora, a tra po', fra 5 minuti sono lì, capito? Naccherino, vengo così, Naccherino, ti piglio e ti faccio... Dai, passami la troia alla tua sorella, vedi? Come? Mi sta sul cazzo, devi, passami la troia alla tua sorella. Guarda, io ti adopero come il laccio e la scarpa, capito? Oh! Gioia, parlaci te! Pronto? A troia. Sono io, tesoro, sì, a me puoi dire tutto ciò che vuoi. Mio fratello è un po' cazzoso, ma sai, adesso viene da te, adesso verrà da te, stai attento perché è veramente molto ben dotato. Ti parla una che dell'incesto fa il suo cesto. Senti, ti saluto. È stata una telefonata deliziosa. Stronza. Ah, tesoro. Troia. Ancora? Dai. Ancora, sì. Puttana. Sì, dai. Di E la più, tua mamma? di E più, tuo fratello, Finocchio? Sì, di più, ora arriva, sentirai. Di più, dai. Ancora. Su, così. Dai, dimmi qualcosa. Dai, Puttana. che ci sono. Sì. Ormai sei una scimmia, dai. Che ti scureggia il cervello, devi dire. È stato fantastico. Grazie, Ma chi è tesoro. questo? Io ho goduto. Io no, che mi E fa tra schifo. poco arriva mio fratello e ti fa godere anche te. Ciao, caro. A troia. Sì, tanto. Ciao. Oh, che bello. Troppo. Se non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo. Passerò per pazzo, ma non mi importa un... Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo. Sto qui in sollazzo, non mi rompete il...